Inaugurazione in grande stile a Castelfranco Veneto per la nuova sede, sorta dal nulla in tempi record, 8 mesi, del Centro Medico di Fisioterapia, punto di riferimento e fiore all'occhiello del trevigiano e non solo. Una struttura elegante, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Oltre 1500 metri quadrati soltanto il piano terra per terapie di riabilitazione d'avanguardia e personale medico, paramedico costantemente aggiornato. Organizzazione, metodo e calore umano sono le basi della nostra professione. Questo è il motto che contraddistingue il nuovo centro di Castelfranco Veneto in via Regno Unito 8. Alle spalle una società che opera da più di 40 anni con sedi a Padova, Bassano e appunto Castelfranco Veneto. Uno spostamento di sede in realtà del centro medico di fisioterapia che da 600 metri quadrati necessitava di essere allargato al fine di dare sempre maggiori risposte alle esigenze della collettività. La fisioterapia ha bisogno di molto spazio, perché è spazio dedicato se si vuole fare tutta la riabilitazione, perché noi ci rivolgiamo anche a patologie di particolare complessità clinica. Molte le autorità intervenute all'inaugurazione, che ha voluto essere anche momento di porte aperte ai tanti interessati addetti ai lavori che hanno potuto visitare l'interno della nuova e elegante e super attrezzata struttura. Vedere aziende che investono, che producono strutture che danno servizi ai cittadini rispetto ad un bisogno che è quasi da dire essenziale, è senz'altro una nota positiva. Molteplici i servizi sanitari elargiti all'interno del centro, come tecarterapia, onde d'urto, kinesiologia applicata, riabilitazione neuromotoria, elettroterapia, ultrasuono, magnetoterapia, termoterapia e molto altro ancora. Trattiamo tutte le patologie, dalle meno complesse ortopediche ai post-operati, che sono post-operati anche ortopedici, ma è anche perché la nostra vocazione, quella che viene chiamata anche la grande riabilitazione, che sono tutte le patologie neurologiche. Questo è un centro servizi già presente nel nostro territorio e che per fortuna, vista l'ottima collaborazione e l'importante lavoro che svolge anche in collaborazione con l'ULSS, oggi inaugura una sede, direi una sede molto importante, bellissima, dove speriamo sia molto frequentata e riesca a risolvere tante di quelle problematiche che oggi la sanità pubblica non riesce da sola ad affrontare.